80 scuole per aprire agli studenti il mondo del lavoro. Questo riguarda l'accordo sottoscritto dalla Confederazione Imprese Veneto insieme ad ANPAL Servizi per il Veneto e che prenderà poi avvio col prossimo anno scolastico. L'ANPAL stima che in Veneto nei prossimi 3 mesi ci saranno 100.000 richieste di nuovi lavoratori e 64.000 di questi riguarderanno il mondo dell'artigianato, però il 30% di queste figure non si troveranno nel mercato e quindi non si potranno assumere le persone. Per evitare che tanta gente non trovi lavoro e che abbia delle professionalità sbagliate e che tante imprese manchino commesse perché non hanno degli occupati all'altezza, entra in questo accordo la Confartigianato insieme all'ANPAL, una rete di tutor, imprenditori formati, tutor dell'ANPAL, le associazioni territoriali con la formazione, tutti assieme per far sì che gli studenti possano studiare durante l'anno anche argomenti che riguardano l'economia del Veneto e che poi possano fare delle esperienze nelle imprese che sono preparate ad accoglierli, in modo tale che questo poi possa aprire le porte a apprendistati professionalizzanti e quant'altro, in modo tale che il territorio richiede certe professioni, le scuole fanno certi percorsi formativi adatti a quello che viene richiesto e le persone poi possono trovare la loro strada, che sarà il lavoro, può darsi anche andare oltre gli studi, però sempre in un'ottica di risposta e di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sì, noi da 20 anni lavoriamo con le scuole con una contaminazione del mondo della scuola e il mondo dell'impresa. Credo che questo giovi un po' a tutti, ma abbiamo visto anche in questi anni che le scuole si sono messe in discussione con la buona legge che era quella sull'alternanza scuola-lavoro, che ha avuto un successo enorme nel Veneto perché il numero di imprese che si sono messe a disposizione e il numero di ragazzi che hanno usufruito di questa legge è stato veramente elevato, e ci racconta l'Istituto regionale per la scuola che i ragazzi che hanno partecipato a queste attività hanno migliorato dell'80% le loro performance scolastiche e del 40% le loro performance comportamentali. Già questo è un obiettivo importante per la società, però andando all'impresa questi territori hanno usufruito di quelle che erano le leggi sugli investimenti, faccio riferimento a Industria 4.0 e a tutti anche i bandi regionali tipo il bando energia, il bando macchinari, per cui si sono attrezzati con ciò che di meglio lo scibile umano mette a disposizione. Bene, arrivati a questo punto bisogna avere delle maestranze che siano in grado di utilizzarle queste macchinari e di cogliere quello che di meglio si può avere da questi macchinari, per cui si è alzata l'asticella delle richieste di professionalità, di competenze e di capacità di poter essere nell'impresa a tutto tondo, utilizzando appieno i benefici appunto che derivano dalla digitalizzazione. Ecco, quello che noi vogliamo appunto che i ragazzi che escono da scuola siano in grado di venire a lavorare da noi, che abbiano una buona professionalità e che il tempo trascorso sui banchi di scuola sia veramente utile alla loro crescita professionale. La novità è che da 20 anni a questa parte, perché noi abbiamo sempre avuto imprese che si sono messe a disposizione per quanto riguarda quelli che una volta venivano chiamati stage, che erano l'embrione poi che ha dato la possibilità di far nascere appunto l'alternanza scuola-lavoro. Ecco, quello che è importante è che questa legge possa anche essere perfezionata, possa continuare, appunto dando la possibilità anche di scrivere i programmi scolastici, perché questa è una delle possibilità delle leggi, assieme alle imprese, proprio perché le imprese devono dare la giusta informazione anche a chi scrive i programmi scolastici, ma soprattutto devono entrare in sintonia con la scuola affinché ci sia proprio questa continua contaminazione positiva. Si parla tanto di decreto di dignità e quindi di navigator. Questa è un po' la risposta dell'artigianato veneto, nel senso che invece mettete in piedi tutta una struttura di tutor dalle imprese all'ANPAL alle associazioni territoriali che cercheranno di aiutare l'incontro tra domanda e offerta. Beh sì, noi siamo stati navigator almeno da 25 anni, per cui da un quarto di secolo, perché se andiamo a vedere le statistiche, anche l'Ufficio regionale per il lavoro e appunto Veneto Lavoro ci dice che
i ragazzi che poi permangono in azienda oltre il periodo di stage con un rapporto di lavoro stabile, hanno numeri di tutto rispetto, per cui i ragazzi che già una volta venivano a fare lo stage e adesso che vengono a fare l'alternanza scuola-lavoro, e poi se si usufruisce ancora di più dell'altra buona legge che è quella dell'apprendistato duale, ci dicono che veramente l'impresa è il primo navigator, ma direi qualcosa di più, è il primo tutor nell'attività e nell'avvio dell'attività professionale di un ragazzo che da studente poi diventa lavoratore, e perché no, può anche diventare il nuovo imprenditore, perché non è detto che i ragazzi che oggi siano sui banchi di scuola devono per forza fare per tutta la vita gli operai, ma possono intraprendere anche quello che è il mestiere più bello del mondo, che è quello dell'imprenditore e dell'imprenditore artigiano. Questo accordo che lo consideriamo un accordo estremamente operativo perché l'abbiamo costruito insieme, dovrebbe aiutarci a portare nelle scuole alcuni ragionamenti finalizzati proprio a ridurre il mismatch che è sempre più presente nel mondo del lavoro tra la domanda e l'offerta. Noi ci troviamo sempre più studenti, ci accorgiamo che nonostante tutto gli studenti fanno delle scelte che spesso sono poco consapevoli, sono scelte più, legate ancora oggi, legate al seguire l'amico piuttosto che a seguire la carriera paterna o familiare, ma spesso non è una scelta consapevole delle proprie capacità, delle proprie attitudini, dei propri talenti. E quindi vorremmo attraverso l'accordo con voi cercare di ridurre il più possibile questo mismatch, questa distanza, facendo conoscere i nuovi lavori, i lavori che si sono trasformati, perché spesso anche il racconto che i ragazzi hanno dei lavori è un racconto che non è più attuale, ma è un racconto legato appunto a ricordi che hanno poco a che fare con la trasformazione che in alcune imprese, soprattutto per quel che riguarda la tecnologia, è sempre più veloce. Sappiamo che ci sono dei lavori che anche solo 4-5 anni fa non c'erano, e ci saranno dei lavori che neanche oggi, ancora oggi, non siamo nelle condizioni di immaginare, e questo fa sì che purtroppo la distanza tra la formazione, tra la scuola e l'impresa, invece di ridursi, si allarghi sempre di più. L'accordo che abbiamo fatto con Confartigianato ha tra gli altri proprio questo obiettivo: cercare insieme di proporre di far sì che si conosca il mondo delle imprese artigiane, per far sì che i ragazzi e le famiglie siano nelle condizioni di scegliere consapevolmente o il continuare gli studi oppure la ricerca del lavoro rispetto a quello che il territorio offre. Le 80 scuole che verranno coinvolte fanno parte di un pacchetto molto più grande nazionale di 1100 mi pare, e però un'operatività come quella del Veneto, e anche forse in qualche altra regione, darà delle indicazioni per avere dei benchmarking migliori per poter poi aiutare anche le altre zone d'Italia. Sì, assolutamente. Noi abbiamo a cuore il fatto di proprio anche perché la nostra è una missione nazionale, noi siamo un'agenzia nazionale, di far sì che le buone pratiche, le sperimentazioni innovative che vengono realizzate in alcuni territori che sono virtuosi per una serie di motivi, che possano essere trasferiti in altre regioni, magari meno fortunate per tutta una serie di motivi, e quindi far sì che queste buone esperienze si conoscano e possano eventualmente essere contestualizzate e replicate in altri territori.